Se non c'è nessun altro che vuole testimoniare, leggiamo la Bibbia, un passo del Vecchio Testamento, in Esodo, capitolo 33, leggeremo dal verso 12 fino al verso 23. Gloria al Signore. Dio ci dia grazia veramente di aprire il nostro cuore alla sua parola, di comprendere ciò che Dio vuole dirci. Alleluia. Inizio la lettura. A Lui sia la lode e la gloria. Poi Mosè disse all'Eterno: vedi, tu mi dici fa salire questo popolo e non mi fai conoscere chi manderai con me. Eppure hai detto: io ti conosco personalmente e anche hai trovato grazia agli occhi miei. Ora dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. E considera che questa nazione è popolo tuo. E l'Eterno rispose: la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Mosè allora gli disse: se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui, poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi? Non sarà dal fatto che tu vieni con noi? Questo distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. E l'Eterno disse a Mosè: farò anche questo che tu chiedi, perché hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente. Mosè disse: ti prego, fammi vedere la tua gloria. E l'Eterno gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. E farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Disse ancora: tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non mi può vedere e vivere. E l'Eterno disse: ecco qui un luogo vicino a me, tu starai su quel masso, e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. Amen. Amen. Finché la lettura della parola del Signore, e credo che sia di una profondità assoluta e profonda la parola di Dio. Mosè sta pregando il Signore, sta parlando con Dio. Dopo un periodo di scoraggiamento. Perché di scoraggiamento? Qual era questo periodo? E questa preghiera, questo incontro con Dio è subito dopo, quando ci fu l'avvenimento, vi ricordate, del vitello d'oro, no? Mosè aveva detto: aspettate qui il mio ritorno, state fermi, abbiate fiducia, aspettate, io salirò sul monte, Dio mi darà la sua legge, io ve la darò, ma voi aspettate. Non sono stati capaci ad aspettare. Sappiamo la storia, è vero? Io la riassumo, ma il significato è molto molto profondo. Gloria a Dio. Nell'attesa si sono scoraggiati. Hanno forgiato questo vitello d'oro e lo hanno adorato. Quando Mosè è sceso dal monte con le tavole della legge di Dio, che Dio aveva scritto personalmente, si arrabbia, si scoraggia, prende queste tavole e le lancia a questo vitello, a questo idolo,
E poi quello che è successo, insomma, chiama alla raccolta il popolo e fa un appello: chi vuole seguire Dio e chi vuole tornare in Egitto. Ci fu una scissione, ci fu chi non voleva proseguire il cammino e poi è stato qualcosa di brutto, no? Mosè ha ordinato l'uccisione di quelle persone ribelli. Come poteva sentirsi? Non oso immaginare come poteva sentirsi. Sapete, per chi serve il Signore e poi si aspetta qualcosa di vedere come conseguenza e non la vede, è di grande scoraggiamento. Però il Signore è colui che ci incoraggia. E in questa intercessione di Mosè, questa preghiera di Mosè, manifesta a Dio quello che era il suo bisogno. Sì, ti sei rivelato a me, ti ho visto, ho pregato, hai parlato con me, tu mi ordini, io faccio, mi dici le cose, le faccio, non mi riveli tutto, non mi dici chi manderai con me, ma quello che mi dici io lo faccio, in poche parole, no? Parafrasando. Ma io voglio vedere qualcosa di più. La richiesta che fa è quella di vedere la sua gloria. Fammi vedere la tua gloria. Come dire, voglio vederti faccia a faccia. Lo ha visto in un pruno ardente, come fuoco, quando è stato chiamato, no? Lo sentivo udire, sentiva la sua voce, parlava con Dio, è scritto che parlava con Dio faccia a faccia come un uomo parla a un altro uomo, no? Ma faccia a faccia in che senso? Perché qui leggiamo che l'uomo non può vedere Dio, ma anche se non puoi vedere Dio puoi parlare con Dio. Amen. Mosè parlava con Dio, Dio gli rispondeva. E in fondo la preghiera è lo Spirito Santo che noi abbiamo, che Dio ci ha donato per mezzo di Gesù, ci porta ad avere questo legame con Dio. Noi possiamo parlare con Dio, amen. Quando preghiamo cosa facciamo? Non parliamo con Dio, non lo vediamo, ma dentro di noi sappiamo che stiamo parlando con Lui, amen. Che Dio è spirito, vero? E quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e in verità. Ma un giorno vedremo Dio faccia a faccia come Egli è. Questa è la sua promessa. Quando saremo nel cielo e taglieremo il traguardo, lo vedremo faccia a faccia. Ma intanto quest'uomo presenta al Signore tutti i suoi limiti, questo momento di scoraggiamento. E il Signore gli ribadisce sempre che ha trovato grazia agli occhi suoi. Tu hai trovato grazia agli occhi miei. E poi gli dice anche: io ti conosco personalmente. Alleluia. Abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio. Amen. Abbiamo questa certezza di aver trovato grazia agli occhi di Dio. Amen. Se abbiamo accettato Gesù, abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio. Perché Gesù nella nostra vita ci porta alla presenza di Dio. Alleluia. E questo desiderio deve essere il desiderio ardente di ogni credente, cercare la gloria di Dio. Alleluia. Non possiamo delegare alla riunione settimanale che facciamo in chiesa la profondità della conoscenza di Dio. Ma ogni istante vogliamo avere questo legame con Dio, sentire che siamo legati con Lui per mezzo di Gesù. Amen. Alleluia. Vedi, tu mi dici fai salire questo popolo e non mi fai conoscere chi manderai con me. Eppure hai detto io ti conosco personalmente, anche hai trovato grazia agli occhi miei. Ora Mosè sapeva, ascoltava queste parole che Dio gli diceva, ma gli chiedeva sempre: ma come faccio a sapere che ho trovato grazia agli occhi tuoi? Alleluia. C'era qualcosa in lui che sì, anche se Dio gli diceva io ti conosco personalmente, ho trovato grazia, hai trovato grazia agli occhi miei, ma c'era qualcosa che gli mancava ancora.
E spero che ognuno di noi questa mattina abbia proprio questa mancanza. Mi manca ancora qualcosa. Voglio di più. Amen. Voglio di più. Signore, io voglio di più, voglio conoscerti di più. Alleluia. Quando noi preghiamo il Signore, quando gli domandiamo qualcosa e riceviamo la risposta alla nostra preghiera, il Signore in quel momento ci ha fatto vedere la sua gloria. Come ha testimoniato la sorella, no? Ho chiesto al Signore questo bisogno, il Signore ha provveduto, ancora una volta ha risposto alla mia preghiera. Alleluia. Non so quale sia il tuo bisogno in questa mattina, ma io so che ho bisogno principalmente di crescere ancora nella grazia di Dio. Alleluia. So che Dio provvede e mi ha sempre provveduto da un punto di vista materiale, ma ancora da un punto di vista spirituale. Voglio che la mia vita spirituale, spero che tu possa dire la stessa cosa, la tua vita spirituale possa essere più profonda e più legata a Dio. Alleluia. Cosa desiderava Mosè? La presenza di Dio. L'Eterno gli risponde ancora e gli dice: guarda, ti rassicuro, la mia presenza sarà con te. La mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. E quello che risponde Mosè a Dio è meraviglioso. Guarda, se la tua presenza non viene con noi, non ci fa neanche partire da qui. Gloria al nome del Signore. La presenza di Dio nella tua vita, così anche nella mia vita, deve essere considerata da noi qualcosa di fondamentale. Senza di Lui noi non possiamo fare nulla. Amen. Alleluia. Quando abbiamo un piano, pianifichiamo la nostra vita, abbiamo uno scopo, io dico sempre: Signore, vai avanti tu. Perché se non vedo te davanti, no? È inutile che io inizio, perché sarà un fallimento. Amen. Ma se so che tu sei davanti a me, io ti seguirò con fiducia. Amen. Quindi avere la presenza di Dio, sentire la presenza di Dio è fondamentale. E Mosè lo aveva capito molto bene. Se dobbiamo proseguire, Padre mio, ti prego, ci dessi la tua presenza sempre. Alleluia. La tua presenza distinguerà questo popolo, che è il tuo popolo, dagli altri popoli. Amen. Cosa ci distingue noi dalle altre realtà religiose? Possiamo parlare così per comprenderci. Noi non siamo una religione e né vogliamo seguire una religione. Amen. Noi abbiamo creduto in Gesù. Abbiamo accettato Gesù come nostro personale Salvatore. Crediamo in Dio. Amen. Crediamo nello Spirito Santo e adoriamo Dio in spirito e verità. Questa è la differenza tra noi e le altre realtà. Alleluia. Se non c'è la tua presenza, Signore, è tutto inutile. Alleluia. Anche quando siamo in 2 o in 3, non ci scoraggiamo, perché sappiamo che anche se siamo in 2 e in 3, siamo di più questa mattina. C'è Gesù. Amen. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Quindi, vedete, il desiderio ci porta più vicini a conoscere la persona di Dio. Alleluia. Osa chiedere, Mosè, osa chiedere: voglio vederti, ti prego, fammi vedere la tua gloria. Il Signore, Dio, lo esaurisce anche in questo. Proclamerò il mio nome, ti farò vedere tutta la mia bontà, farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. E poi, dicendo: avrò pietà di chi vorrò, avrò pietà di chi vorrò avere pietà,
e farò grazia a chi vorrò fare grazia, lui stabilisce la sua signoria. Amen. Perché Dio non è sottoposto a noi. Quando risponde e si arrende, tra virgolette, a quella richiesta di Mosè, perché ama Mosè. Amen. Lui rimane sempre il Signore. Alleluia, anche se si dona un po' di più a noi o fa quello che noi gli chiediamo, alleluia, lui rimane sempre il Signore. Amen. E noi dobbiamo essere riconoscenti per la risposta che abbiamo ricevuto, per la rivelazione ricevuta e per la grazia di Dio, amen, nella nostra vita. Alleluia. La rivelazione l'abbiamo letta. Ecco, qui c'è un luogo vicino a me. Tu starai su quel masso, al sicuro, un masso, una roccia, una pietra. Nel Nuovo Testamento ci è rivelata, no? Chi è questo masso, questa roccia? Chi è la roccia dei secoli? È Cristo Gesù il Signore. Tu starai qui al sicuro. Dio ci ha dato Gesù per farsi conoscere. Alleluia. Gloria al nome del Signore. In Cristo Gesù noi stiamo sicuri. Amen. Amen. Alleluia. E Dio ci rivela la sua essenza, la sua presenza nel suo figliolo Gesù. Stai su quel masso mentre passerà la mia gloria. Io ti metterò una buca del masso, ti coprirò con la mia mano. Signore, coprimi con la tua mano. Amen. Facciamo anche questo tipo di preghiera al Signore. Non solo voglio, ma Signore, coprimi con la tua mano. Quando c'è la copertura della mano di Dio sulla nostra vita, il male passa, la morte passa. Alleluia, amen. Gli attacchi del nemico passano perché la mano di Dio è sopra di noi e niente potrà farci del male. Alleluia, io ti coprirò con la mia mano, sarai al sicuro. Alleluia, gloria a Dio, finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro. Sì, gli ha dato possibilità di vederlo, ma da dietro. Cosa ci fa capire questo? Che noi dobbiamo vedere il Signore davanti a noi. Non Lui deve inseguire noi da dietro, ma noi dobbiamo vedere Lui davanti a noi. Lui vuole stare davanti a noi. Amen. Amen. Alleluia. Noi lo vediamo di dietro, ma l'importante è che lo vediamo in qualche modo. Forse non è una rivelazione completa da un punto di vista umano e razionale umano, no? Ma possiamo dire per fede: i miei occhi hanno visto il Re. Amen. Amen. Vedo Dio. Alleluia. Alleluia. Io parlo con il Signore, lo vedo presente, sento la sua presenza nella mia vita. Lui è in me. Alleluia. Alleluia. Così come vuole essere in te e in ognuno di noi. Amen. Alleluia. Gloria al nome del Signore. La presenza di Dio è quella che fa la differenza. Perché andiamo avanti? Perché Dio è con noi. Amen. Perché siamo arrivati fin qui? Perché Dio è stato con noi. Perché proseguiamo il cammino con fiducia? Perché Dio è con noi. Perché possiamo dire per il futuro andrà tutto bene? Perché stiamo seguendo Lui. Alleluia. Dove ci porterà? Lui lo sa. Gloria a Dio, ma sicuramente sarà in un luogo meraviglioso. Ci porterà al sicuro. Questo è lo scopo di Dio, portarci al sicuro. Ed ecco che la sua presenza ci consola. Amen. La sua presenza ci fa passare tutte le tristezze che abbiamo. È vero? Perché la sua presenza già è consolatrice. Amen. Alleluia. È vero, possiamo avere dei momenti di forte scoraggiamento. Alleluia. Ma vogliamo parlare con Dio. Parliamogli faccia a faccia. Ma come possiamo parlare con Dio? Inginocchiati. Prega, Signore, apri il tuo cuore. Cercalo. Dio è spirito. Per lo spirito tu lo incontrerai. Amen. Amen. E gli potrai dire: Signore, ti prego, fammi vedere la tua gloria. Sono triste, Signore. Gli potrai confessare ogni cosa, anche i tuoi fallimenti. Amen. Gli potrai dire: Signore, io ho bisogno della tua forza. Ho bisogno
della tua pace nella mia vita. Ho bisogno della tua guida, Signore. Amen. Quanto è importante la guida del Signore. Alleluia. In questo periodo sto chiedendo spesso al Signore di guidarmi. Signore, guidami tu. Fa che ogni scelta sia guidata da te, Signore. Alleluia. Mi rendo conto che se vado avanti io faccio disastri, ma se va avanti Lui io lo seguo. Alleluia. Tutto va bene. Vogliamo ringraziare il Signore con tutto il cuore. Amen. Amen. Non so voi, ma questo passo mi ha molto molto incoraggiato. Perché come Mosè era un uomo e non era infallibile, così lo siamo io e te. Siamo uomini fatti di carne. Alleluia. Ma quando parliamo con il Signore, quando ci apriamo e ci confidiamo in Lui, il Signore è così potente ed è così capace da ristorare le anime nostre e da consolare il nostro cuore. Amen. E allora riusciamo ad andare avanti anche nel servizio. Amen. Anche per servire il Signore, sapete, ci sono difficoltà da ogni punto di vista. Ha difficoltà il pastore, ha difficoltà il semplice credente, membro di chiesa. Siamo attaccati dal diavolo, Però possiamo dire che siamo ancora in cammino. Amen. Alleluia. Così come Dio ha fatto uscire il suo popolo dall'Egitto, così ci ha tratti noi dall'Egitto, dal mondo. Amen. Alleluia. Ha aperto per noi il Mar Rosso e siamo in viaggio, siamo pellegrini finché giungeremo alla terra promessa. E in questo percorso, in questo tragitto di pellegrini, sappiamo che la sua presenza è con noi. Amen. Alleluia. In un modo tangibile Dio poi ha provato la sua presenza. Mentre era notte c'era una colonna di fuoco accanto all'accampamento del popolo di Israele, una colonna di fuoco. Li riscaldava e gli dava luce. E di giorno c'era una nuvola che li seguiva, la nuvola. Ecco, in modo tangibile vedevano la fedeltà di Dio. Dio ha detto: io sarò con te, io sarò con voi. Amen. Forse hai bisogno di qualche dimostrazione pratica. Dio è così buono, da darti anche dimostrazioni pratiche. Alleluia, perché Lui ci ama, perché abbiamo trovato grazia agli occhi Suoi. Amen. E possiamo dire: sì, Signore, Tu mi conosci personalmente. Fa che anche io possa arrivare a conoscerti personalmente. Gloria al nome del Signore. Vogliamo chinare il nostro capo, e vogliamo ringraziare il Signore e rivolgerci a Lui. Amen. Alleluia. Se hai una qualche richiesta al Signore, falla con fiducia. Dio è fedele, Dio è con noi.